arrivas. Amore, vuoi ancora coccolini? Dai, vieni su in braccetto. Vieni su in braccetto. Dai, vieni su. Eccola qua. Quanti coccolini sto CP questa sera. Ah, quantità. Ah, ho capito. Ma sì, mi ha detto, scorreggiando, mi ha detto che deve andare fuori a fare i bisognini. Sì, adesso andiamo. Dai, via. Bene l'Italia, buongiorno l'Italia forse. Buongiorno Italia, se è una nuova puntata, altrimenti no. Ho finalmente avuto la conferma che il galleggiante della riserva del mio GPL è sballato, no? Come avevo intuito io. Infatti sono andato via un 4 giorni, 5 diciamo sotto la riserva, proprio riserva, è andato avanti tranquillo, anche con riscaldamento molto alto, il frigo a gas e tutto quanto. Non ho finito il gas, non sono rimasto a piedi. Vado stamattina, che è lunedì, a fare il GPL, 23,80 €, record, il solito record era tipo 17 €, quindi probabilmente magari tiene anche 30, insomma, se si consuma un po' di più. A ritestimonianza di tutto questo, subito dopo aver fatto il pieno col motore acceso adesso, no? Quindi col frigo che va a 12 volte, non a gas, mi segna già 3 di 4, quindi parte già da 3 di 4, come dicevo fin dall'inizio, no? Va bene, dai, l'importante è sapere che ho una bella durata col GPL. Difatti sono andato avanti un casino io adesso, dopo che mi ha regolato la stufa e che sono sceso dalla riserva, mi è durato veramente tantino, sono contento. Comunque il GPL è ritornato a 4 di 4, vabbè, piccoli dettagli. Ascolta Italia, niente, io adesso vado a fare un lavoretto qui a Jesolo, ovviamente col mio mezzo di trasporto. Wow, quanti ricordi. È il parco del comune dove venivo una volta quando lavoravo in queste zone di Jesolo. Guarda Pulmino, c'è stato più o meno, andiamo fuori di poco niente, dai. Mi pincio gli alberi là sopra. Perdona le riprese a mano libera, ma la GoPro, hai visto, di notte è proprio penosa, quindi niente, Sigma che non è stabilizzato, quindi vedi tremoli a 1000, però come faccio a far rendere? Ah, ecco, forse se alzavo gli ISO si vedeva anche un pochino meglio. Vabbè, eravamo ISO 100, adesso siamo a 1600. Qua di solito ci sono abbastanza nutrie e cigni, quindi vediamo domani di giocare un pochino con l'obiettivo nuovo. In più, insomma, c'è anche il wifi, quindi oltre al piacere anche il dovere, lavorichiamo un po'. Sono abbastanza in pendenza. Così i colori dovrebbero essere ancora più reali. Vedi, questo è quando si fa il bilanciamento del bianco. Vabbè, d'altronde questo è un canale cialtrone. Lei dove vai là? Lei va, esplora tutto. Beh, tanto non c'è nessuno di nessuno, è mezzanotte passata. Senti che silenzio, c'è allerta coronavirus e io sono felicissimo, perché alla fine è solo una psicosi, perché è come magari qualcuno sa, è poco più di una nostra influenza, è un po' più grave delle nostre influenze. Tieni conto, ci sono stati pochi morti, ma erano tutte persone molto anziane, che arriva al CP, e che avevano anche seri problemi. Contemporaneamente, sai quanti ne sono morti della nostra influenza? E vogliamo parlare delle infezioni ospedaliere, che ogni anno muoiono 47.000 persone. Boia cane. Però niente, abbiamo già fatto il discorso, no? Spaventa la novità del nome, no? Hai capito? Ma a me va bene così. Hai visto, la Cina ha ridotto notevolmente l'inquinamento, no? E già là, insomma, un po' una piccola respiratina al pianeta. E poi anche qui in generale poca gente che si muove, hanno spostato i carnevali, hanno chiuso di tutto, non fa neanche le messe. Addirittura mi raccontavano, vabbè, c'è poco da ridere, Poletta, con tutto il rispetto, c'è una signora che aspettava il funerale, però non ci sono preti che fanno funzioni. Pensati come che senza pai. Adesso ho visto questa opera d'arte nell'albero. Non ho neanche portato il collarino a LED per il cane mimetico, perché vedi, adesso sotto la luce lo vedi,
Ma se no, guarda come che si mimetizza. Se penso di un camaleonte, invece di CP cane pericoloso, camaleonte pericoloso. Vabbè, comunque guardavo nell'albero il pannellone grande, beh sì, mi farà un po' di ombra nel pannellone grande, però dietro no, dietro c'è l'Hublot e davanti, dopo il Dometic, il clima, ci sono gli altri 3 pannelli, quindi ok dai, non sono neanche tanto tappato. Guarda che ordine, guarda, Singano, sei proprio bravo, sì, lo so, guarda che robe, guarda che ordine dappertutto, in ogni angolino. E dopo lassù, non so se te l'avevo detto, devo far mettere una specie di mensolina per infilare tipo guanti e robe del genere, adesso appena è pronta il falegname. Buongiorno Italia, se gli ho dato una bella scaricata alle batterie perché ho lavorato tanto col piccino, devo fare tante cosine e c'era nuvolo e stamattina sono le 11, guarda, allora mi carica 11,2, 11,2 da una parte e 11,2 dall'altra, 22,4, non so se è il massimo, adesso proviamo a accendere magari anche l'inverter, altre cose, a parte che forse ha bisogno di carichi più pesanti per dare un aumento della carica. Bene Italia, questa puntata in qualche modo è finita, io resto ancora con la voglia di provare il nuovo obiettivo, per quello vedi tante scene, no? Scenette, primi piani eccetera delle cose. E adesso appena in casa fidanzata passa l'influenza, io vorrei tanto andare magari allo Zoo Safari di Verona, per quanto abbia già fatto il discorso insomma in passato che posso essere contrario diciamo a questi tipi di attività, però l'egoismo vuole che alla fine insomma si proceda lo stesso, perché vabbè tiri fuori la solita scusante, beh 1 su 1.000.000 non cambia niente, invece in realtà sai come in tutte le cose è la goccia, no, che cambia il mare, perché la goccia dopo si fa seguire da altre goccioline e assieme diventano la seccia il secchio e man mano il mare. Vabbè, ho visto che c'è tanto sole che batte in camper, ho detto proviamo a fare il vlog con l'obiettivo il 50-210, che ovviamente anche solo a 50 ti ingrandisce un casino. Difatti tu adesso sei praticamente nella finestra della cucina, io sono seduto in dinette. Però vedi, col fatto che scurisce ho detto ma proviamo, no? Perché ti dà sempre quell'effetto anche di profondità. Tu mi dirai, Yuri, sì, potevi usare l'obiettivo 16-50 della Sony che hai? Sì, ok, è vero, ma dovevo provare, no? Dovevo fare esperimenti. C'è tanta voglia di andare in giro a far video, forse anche fotografie, ma per il momento video, anche perché insomma quando faccio le clip dei video sul cavallettino, per me è più o meno come fare una fotografia, ossia la prima parte è tale e quale a quella della composizione della fotografia, quindi è proprio come fare una fotografia. Poi però c'è la post produzione, io scatto in RAW, ossia scatto in formato negativo, tipo se le pellicole di una volta, no, che le portavi a far sviluppare. Cosa significa? Con dei software appositi tipo l'Adobe Lightroom che uso io,
gli puoi dare maggiore profondità, togliere delle ombre, abbassare delle luci, sistemare i colori e insomma la foto viene veramente come vuoi tu, quindi non si parla solo di fotoritocco ma proprio di composizione a 360 gradi della foto. In video non puoi farlo più di tanto. Io ho visto che provando a regolare esposizioni, contrasti eccetera rovinavi la qualità del video e quindi io non faccio mai color correction, preferisco impostare la macchinetta più o meno correttamente prima di avviare il video e al massimo metto qualche filtro quando ci sono, sai, le scenette con la musica, ma quello è un altro discorso, insomma, ecco. Andrea del T4 mi aveva anche invitato ad andare in Consiglio questo fine settimana. Gli altri hanno detto salto, passo perché è previsto brutto. Hanno detto forse magari lì anche nevica. E io sinceramente con Pulmin non mi fiderei ancora tanto, anche per il discorso peso che un giorno, appena avrò l'occasione di trovare un buon meccanico che fa camion e farò un bel discorsetto con lui per studiare assieme qualcosa da fare alle sospensioni, perché bene o male, ok, con le sospensioni ad aria a 3,5 andrebbero messi a 4, c'è scritto nel libretto, io però insomma mi sembrava troppo alto, no? Dopo dentro stai un po' storto, le ho messe a 3,5. Bene o male diciamo può anche andare bene Pulmin, ok? Quando gli ho fatto il pieno dell'acqua, noi 300 litri, la metà, ho fatto il 150 litri, porca miseria, prendi un piccolo buchettino, era tutto dodon, dodon, dodon. Ho detto accidenti. E quindi fare viaggi tipo in montagna, eccetera, che dopo lì sai, almeno in Consiglio non mi ricordo ci fossero stati rubinetti, ci sono stato un sacco di volte, ma in camper una volta sola con Scarosso, infatti vedi le vecchie puntine, no? È bellissimo il Consiglio, lo consiglio, cioè ti perdi, consiglio il Consiglio, ti perdi dentro questo bellissimo bosco, ma più che altro il Consiglio è famoso anche per i fotografi. Sì, è vero, per il discorso dei cervi, che se uno li conosce o magari vai con chi li conosce, ossia che conosce le abitudini, gli orari, le distanze, le prossemiche, hai capito, riesci anche a, tra virgolette, avvicinarti e fare delle bellissime fotografie. Però oltre a questo, il consiglio di Magico al fatto che gli alberi, o forse anche la posizione di dov'è, non lo so, ma si creano di quelle luci, di quegli spiragli di luci veramente cinematografici. Cioè lì il consiglio secondo me è da video. Quando magari fai delle riprese all'alba o al tramonto, io mi ricordo con la vecchia digitale, in consiglio sono venute di quelle cose indescrivibili. E per carità, anche se uno non va a farci foto, comunque proprio l'occhio si può godere questa magia di luci che si crea all'interno di questo bosco. Appena poi vai un po' dentro a questo bosco, che è, come posso spiegarti, un po' strutturato collinearmente, no? Perché c'è tutte queste montagnole, queste collinette da scavalcare, sali e scendi. Ti troverai un punto, no? Quando sei abbastanza nel mezzo, che tu a 360 gradi, quando cammini, avrai solo esclusivamente bosco, ma natura veramente selvaggia, incontaminata. Cosa intendo io quando dico natura selvaggia, incontaminata? Non ci sono i pali della luce, non ci sono case, non ci sono guardrail e tutte quelle cose che ti allontanano dal contesto, no, del paesaggio. Ok, qualcuno potrà puntualizzare, sì Singano, però ci sono dei cartelli che indicano i percorsi, delle strisce colorate sui massi e sugli alberi che indicano i percorsi e le panchine di legno, ma comunque le panchine. Sì, è vero, però non in tutto il territorio del Consiglio, insomma, quindi vai, esplora e vedrai che i tuoi punti incontaminati li troverai. Vatti a rivedere la puntina, è veramente bello, l'ho messa anche nel sito www.lepuntinedelmondo.it, così vedi anche i possibili parcheggi, soprattutto magari se arrivi di notte. Io ho trovato un parcheggio che non so se è possibile parcheggiarci, ma credo insomma non ti venga a rompere le scatole nessuno, letteralmente all'ingresso del bosco, e quello è fantastico, e subito dopo fuori hai anche i tavolini da picnic perché sei proprio all'ingresso. Altrimenti 200 metri prima circa c'è il parcheggio grande dove si mettono gli altri camper, che comunque hai una bellissima visuale, è che sei
in mezzo alla strada. È vero che non è molto trafficata, però sei nella strada, perché c'è quel posto lì dove vanno tutti, strada, e poi l'entrata per il Cansiglio che dopo 200 metri porta a quel parcheggetto che ti ha detto Singano. Però vabbè, non volevo dedicare questa puntata a raccontare una cosa del passato perché è già stata recensita, e quindi ciao Italia, alla prossima. Eccolo. Oh, baby, understand.